La voce della montagna, compresa quella di Trento, che sul Vanoi si è espressa con un inequivocabile no, è contraria alla realizzazione dell'invaso progettato su un territorio già sottoposto a servitù per la presenza di numerosi serbatoi per la produzione di energia elettrica. Non si può ridurre la discussione a diga sì o diga no, perché sarebbe riduttivo e distruttivo, afferma il CAI Veneto, che si è riunito a Feltre per fare il punto con il supporto di un geologo lamonese. A monte ci sono problemi che devono essere risolti, illusorio pensare di mitigare la siccità moltiplicando gli invasi, afferma il CAI. E sulla stessa linea di pensiero si trova l'associazione Coltivare Condividendo. Ci sono alternative che possono fornire una quantità maggiore d'acqua senza creare criticità e con costi nettamente inferiori. Turbano, e non potrebbe essere altrimenti, le previsioni riportate nello studio di fattibilità redatto per il consorzio Brenta, che dicono a chiare lettere che in caso di emergenza Fonzaso, dove si sta costituendo un comitato, e il lago del Corlo verrebbero cancellati con devastazioni anche in altre aree del Feltrino, Canal del Brenta fino a Piazzola. E sono considerazioni espresse anche dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin. A Venezia i tecnici della regione sono stati chiamati ad esprimersi oltre ogni ragionevole dubbio. Questa non è un'opera che ho inventato io e, come accade per tutte le opere, si debbono fare le verifiche tecniche, punto. Non siamo innamorati dell'opera, non abbiamo questo sogno di realizzarla, c'è un'istanza che è portata avanti da anni. Io penso che per aprire il dossier o chiuderlo definitivamente ci voglia la parola dei tecnici. Per il gruppo consigliare regionale del PD, giunta e maggioranza non si assumono la responsabilità di dire come la pensano, proseguendo con un atteggiamento ondivago e contraddittorio. Io penso che la politica debba sentire cosa dicono i tecnici ed è fondamentale rispettare il lavoro dei tecnici e capire bene cosa si farà. Ricordo che i tecnici con il Vajont dissero che c'era montagna che era a rischio frana. Non vennero ascoltati. Ma non vennero ascoltati, ecco, quindi i tecnici vanno ascoltati. La Lega di Feltre si è espressa con un no alla diga del Vanoi, sia nel rispetto dei principi di autonomia, sia perché l'alternativa esiste ed è percorribile con lo sghiaiamento controllato degli invasi esistenti e la ricarica delle falde nella fascia pedemontana. La provincia di Belluno resta ferma su quanto deliberato a maggio, mentre gli uffici del settore acqua e ambiente stanno lavorando per predisporre un impianto di osservazioni tecniche da presentare al Consorzio di Bonifica Brenta, che ha richiesto di prendere parte a un dibattito pubblico.